edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati sempre rigorosamente in diretta con tutte le notizie che arrivano dal Veneto e proprio in Veneto parte tra pochissimi secondi evidentemente, io sono qui in diretta con voi con un cellulare appoggiato sul tavolo perché parte la sperimentazione anche in Veneto del IT Alert, ovvero quella sorta di allarme di emergenza fatto per poter avvisare contemporaneamente tutti i cittadini d'Italia in pochi secondi a fronte di emergenze che possono essere emergenze ambientali, emergenze umane, incidenti ad esempio industriali piuttosto che calamità naturali. IT Alert è stata, eccola qua, la sentite? Riusciamo a farvela sentire in diretta, guardate. Questo è IT Alert, sta arrivando contemporaneamente a tutti voi che ci state seguendo e a tutte le persone che sono residenti in Veneto. È un messaggio di test del sistema di allarme pubblico. Si legge: una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Sentite. Non so se riuscite a sentire, ma il messaggio è arrivato puntuale alle 12 e sarà arrivato ovviamente anche a voi, quindi non spaventatevi, niente panico, perché si tratta soltanto di un'esercitazione che è già partita ad esempio nella regione Marche, nella regione Lombardia, e oggi 21 di settembre la sperimentazione è partita anche in tutto il Veneto. Puntuale alle 12 tutti i telefonini sincronizzati di tutte le persone che sono residenti in Veneto. È un messaggio d'allarme che viene divulgato dalla Protezione Civile Nazionale. Si tratta appunto solo di un'esercitazione, ma presto nel 2024 questo sistema di emergenza sarà attivo e operativo in tutti i cellulari delle persone residenti in Italia. Quindi entro il 2024 dovrà diventare un sistema di allerta che avviserà contemporaneamente in pochi secondi tutto il Paese a fronte di un problema, un'emergenza. Il presidente Luca Zaia ha salutato questa novità con favore, dicendo: se l'avessimo avuta in tempo di Covid sarebbe stato sicuramente più semplice. Avete visto, raggiunge contemporaneamente tutti quanti, l'avete ricevuta anche voi, non spaventatevi, è appunto un'esercitazione, vi verrà chiesto di compilare un questionario, quindi seguite le indicazioni, ma insomma l'abbiamo sperimentata con voi in diretta e IT Alert ha funzionato. Le altre notizie che ci portano sul territorio: andremo a Padova dalla nostra Valentina Visentin, poi a Mestre con la nostra Ilaria Marchiori e a Treviso con le dichiarazioni di Mario Conte con la nostra Marta Marangon, perché domani ci sono gli stati generali di ANCI Veneto. Il tema evidentemente all'ordine del giorno sarà quello dei profughi. Sapete che il governo ha deciso di distribuire sul territorio dei centri per i rimpatri dei migranti. Uno di questi sarà sicuramente anche in Veneto, tra le province di Verona, Vicenza e Treviso ancora non è stato deciso, ma tra poco ci collegheremo con la nostra Marta Marangona. Ma intanto andiamo a sentire le prime notizie di cronaca che ci portano nel Padovano. Partiamo con Vigonza, con il grave incidente che c'è stato questa mattina alle 8:40. Una ragazza è stata investita mentre attraversava la strada in via Primo Maggio, laterale di via Regia. La 19enne è stata trasportata in ospedale a Padova in gravissime condizioni. La giovane, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è stata travolta da un'auto. Immediata la richiesta di soccorso da parte delle persone che si trovavano in quel momento sul luogo dell'incidente. Il SUEM è arrivato sul posto, ha portato in ospedale la 19enne che risulta ricoverata in pronto soccorso con un codice rosso, dunque è molto grave. E ancora Padova ci porta a raccontare di una nuova notizia di cronaca. Un uomo andato a correre è stato aggredito da due sconosciuti, la vittima è un cuoco padovano. È stato aggredito mentre faceva jogging all'alba nella zona tra Saonara e Noventa. Un episodio di violenza. La vittima è un cuoco di 35 anni che a causa dei suoi orari di lavoro va a correre al mattino presto, anche col buio. E proprio nel suo percorso quotidiano ha incontrato, attorno alle 4:30 del mattino, due persone che l'hanno insospettito cercando di fermarlo, ma lui ha tirato dritto. Poco dopo i due sono riapparsi lungo il percorso in sella alle biciclette, l'hanno avvicinato colpendolo e aggredendolo. Ne è seguita una colluttazione con strattonamenti e spinte, poi i due sono fuggiti. Il cuoco, spaventato, si è ritrovato anche senza collanina d'oro, che forse è stata strappata dai due. Subito dopo ha presentato denuncia ai carabinieri
carabinieri raccontando l'accaduto. Per fortuna, la sua amara riflessione, al mio posto non c'era una donna, in quel caso l'aggressione sarebbe potuta finire anche peggio. Michele Merlo, il giovane deceduto a causa di una leucemia fulminante. Andiamo a Bassano del Grappa. Dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Vicenza per omicidio colposo, la famiglia di Michele ha depositato un corposo documento di opposizione alla decisione del PM, secondo il quale la malattia del cantante sarebbe stata terminale già nei giorni della visita del medico di base. Secondo i consulenti della famiglia, il medico di famiglia va processato per l'omicidio colposo in quanto sarebbe ravvisabile il nesso di causalità, l'emorragia cerebrale e il decesso del cantante. Potevano essere evitati. Nella relazione gli avvocati ricordano che, a detta dei periti, Michele Merlo presentava tutte le caratteristiche per rispondere positivamente a un trattamento tempestivo della leucemia fulminante che lo aveva colpito. Una storia davvero straziante che stiamo continuando evidentemente a seguire. E poi andiamo a Padova nuovamente per parlare di migranti. Ricordo domani gli stati generali di ANCI Veneto, l'aeroporto Allegri, aeroporto militare, sta già iniziando ad ospitare i primi richiedenti asilo. Nuovi posti saranno predisposti. Vediamo. 25 posti solo per i minori. All'aeroporto Allegri di Padova verrà allestita una seconda palazzina per l'accoglienza dei migranti. Attualmente nella struttura di Via Sorio sono ospitati 28 profughi, ma visti i nuovi arrivi imminenti attesi entro il fine settimana, si sta preparando la seconda palazzina destinata solo per l'ospitalità dei minorenni. Le poche novità che trapelano riguardano anche la palestra comunale di Ferriole di Selvazzano, dove al momento ci sono 40 migranti ospitati. La struttura resterà operativa nell'accoglienza fino a data da destinarsi, quindi non verrà liberata il 22 settembre come invece si era detto la scorsa settimana. All'Allegri il passaggio dei migranti è continuo perché appena si liberano posti nei CASI, centri di accoglienza straordinaria gestiti dalle cooperative, i profughi vengono trasferiti dopo il monitoraggio sanitario, ma i numeri, visti i costanti arrivi a Lampedusa, sono in continua evoluzione e potrebbero aumentare. E allora noi ci colleghiamo con la nostra Marta Marangoni, che proprio su questo tema ha sentito il sindaco Mario Conte. Eccoci Marta, da Treviso Cassugana, ti vediamo, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo qui a Cassugana, sede del comune di Treviso, dove abbiamo seguito una conferenza, ve ne parleremo questa sera, su un importantissimo progetto di restauro e riqualificazione delle mura di Treviso. Ma con il sindaco Mario Conte abbiamo affrontato anche il tema dell'immigrazione, dei CPR, perché è notizia appunto di questi giorni. Domani ci sarà il congresso regionale dell'ANCI del Veneto, che vedrà appunto riuniti attorno a un tavolo tutti i sindaci della regione. Sicuramente quello dei migranti è uno dei temi sul piatto, uno di quelli sicuramente più caldi e che più stanno facendo discutere in queste ore. Sentiamo quindi le parole del sindaco Mario Conte, poi la linea allo studio. Domani l'Assemblea regionale, molti temi caldi sul piatto, tra tutti quello dei migranti, con parecchi malumori anche da parte dei primi cittadini dopo che il governo ha annunciato la creazione di un CPR in ogni regione. Certo, perché noi abbiamo costituito e sottoscritto un protocollo che serve proprio per evitare le imposizioni, però poi se non si parla di accoglienza e si parla di CPR cambia poco. Le imposizioni sono sempre mal digerite dai territori, anche perché poi le conseguenze, le critiche, le lamentele arrivino innanzitutto ai sindaci. Quindi noi chiediamo che ci sia maggiore dialogo, maggiore trasparenza. I sindaci sono sempre stati disponibili a sedersi attorno a un tavolo per gestire le emergenze di ogni tipo, comprese quelle umanitarie, però chiediamo che ci sia la stessa sensibilità da parte di tutti gli altri organi. Ecco, tra i vari siti la premessa è che non è stato ancora deciso nulla, quelli comunque vicini agli aeroporti, per cui si è parlato anche di Treviso,
di Venezia e di Verona di fatto, che sono i 3 scali aeroportuali veneti. Ma io pretendo invece che le città che già stanno dando tanto da un punto di vista dell'accoglienza siano a priori escluse da questa ricerca, perché se no significa accanirsi su dei territori, su delle comunità in modo assolutamente ingiustificato. Ecco, lei parlava di un protocollo caldeggiato sia da lei come presidente dell'ANCI che da Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, che però ha suscitato le ire dei sindaci, soprattutto della Lega. Ma in realtà con questo protocollo noi abbiamo chiesto la costituzione di una cabina di regia, così come si fa nella gestione di tutte le emergenze. Può essere un'emergenza meteorologica o in questo caso un'emergenza umanitaria. Se non c'è coordinamento, se non c'è dialogo, tutto diventa più complicato e soprattutto viene sostituito dalle imposizioni. Noi vogliamo evitare situazioni come quelle di Bagnoli, di Cona o come della Caserma Serena, dove grandi assembramenti di richiedenti asilo scaricano grande difficoltà e criticità nei territori, cercando delle soluzioni alternative, ma non dovrebbero nemmeno essere i territori a indicare le soluzioni. Però siccome siamo responsabili, attenti e vogliamo comunque essere collaborativi nei confronti del governo, abbiamo comunque chiesto la costituzione di una cabina di regia. Poi sta alla sensibilità di ogni sindaco, di ogni territorio, capire se nel loro comune può essere ospitato 1, 5 o 10 richiedenti asilo o nessuno, come in molti hanno detto. Quindi nessuna imposizione, nessun contratto sottoscritto, ma semplicemente la voglia e il desiderio di affrontare un'emergenza umanitaria con responsabilità, serietà e anche un po' di umanità. Ecco, con il CPR però si rischia di realizzare l'esatto opposto. No, ma il CPR io contesto le modalità, perché le imposizioni non vanno bene, anche perché, ripeto, poi i disagi dei territori e le tensioni sociali nei territori se le devono subire i sindaci. Quindi se un CPR deve essere realizzato in Veneto, io pretendo che ci sia un confronto tra sindaci, regione e governo. Non accettiamo imposizioni, perché diversamente significa che il ruolo del sindaco viene valorizzato soltanto nei casi di estrema emergenza. Ecco, avete sentito le dichiarazioni del sindaco di Treviso, presidente ANCI Veneto, Mario Conte. Ora continuiamo con la cronaca, perché vedo collegata la nostra Valentina Visentin da Mortise per il caso del commercialista accoltellato dal ladro. Eccoti Valentina, dacci tutti gli aggiornamenti. Sì, buongiorno, ci troviamo proprio all'esterno dell'abitazione dove è avvenuta la brutale aggressione 2 notti fa. Abbiamo alcuni aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di salute del 62enne commercialista ferito. Deve essere ancora operato al braccio, anzi alle 2 braccia, perché entrambe sono rimaste ferite con profondi tagli. L'abbiamo visto pochi minuti fa la figlia uscire di casa, non si è voluta fare riprendere perché è ancora sotto shock. Ci ha solo detto che il papà dovrebbe essere operato in mattinata, è ancora ricoverato in ospedale. Anche la ragazza aveva un vistoso taglio con dei punti di sutura al labbro. Lei invece è stata colpita da un ceffone dal ladro che l'ha sorpresa mentre dormiva in divano intorno alle 3 di notte di 2 notti fa. La ragazza è sotto shock, ha detto: ho paura a ritornare a abitare qui, a stare qui, perché abbiamo paura che questo malvivente possa ritornare. Dunque una vicenda su cui stanno cercando di far chiarezza i carabinieri. È caccia all'uomo. Questo malvivente aveva il volto coperto ed ha fatto irruzione prendendo poi anche un coltello da cucina quando si è sentito scoperto dai 2 inquilini e ferendo il 62enne. Poi è scappato dileguandosi lungo le strade del quartiere di Mortise, perché come potete ben vedere dalle immagini che vi sta mostrando Alberto Pivetta, siamo proprio sulla strada centrale di questo quartiere, quindi un'ottima via di fuga sia se si arriva a piedi ma anche in bicicletta o in auto. Ma ricostruiamo quanto è avvenuto 2 notti fa, questa brutale aggressione in casa, con il servizio in cui abbiamo raccolto anche alcune dichiarazioni fatte dal fratello della persona ferita, che abita proprio qui sopra e che quindi ha visto il ladro in fuga. Sentite. E in attesa del servizio, dicevamo, è
caccia al malvivente. I carabinieri hanno alcuni pochi elementi, perché aveva il volto coperto da una sciarpa. Pare che questa sciarpa sia stata anche abbandonata a terra dal ladro, così come ha abbandonato il coltello, ma siamo in grado adesso di mostrarvi il servizio che ricostruisce tutta la cronaca di quanto è accaduto. A terra il sangue, segno visibile della notte di violenza che si è consumata in questa abitazione di via Madonna della Salute nel quartiere di Mortise a Padova. Il botto improvviso verso le 2 di notte, un ladro con il volto coperto sferra un calcio e apre la porta, sorprende la figlia del proprietario che dorme in divano. La ragazza urla, sveglia il padre che interviene, ne nasce una colluttazione violenta, il malvivente colpisce con una lama il 62enne Michele Alberti, ragioniere, poi scappa. Il fratello dell'uomo che vive al piano di sopra, sentendo il frastuono, esce e vede la scena drammatica. Noi abbiamo sentito delle urla di sopra, siamo venuti fuori, era già scappato l'aggressore, il ladro, quello che vogliamo chiamare. Mio fratello era con col braccio che perde sangue, abbiamo stretto il braccio, fasciato, e chiamato i carabinieri. Il ladro è riuscito a scappare, a terra un coltello, l'arma forse è stata trovata nella cucina dell'abitazione. Il malvivente l'ha utilizzata per aggredire il proprietario di casa e guadagnarsi così la fuga. C'era un coltello per terra, ma era un coltello interno, sì che non so se il ladro l'ha preso dentro e poi mio fratello l'ha spinto fuori e è stato ferito. Hanno ferito mia nipote. Il malvivente ha anche ferito al labbro la figlia del 62enne. Mia nipote ha detto che si è sentita, era in divano, si è sentita prendere le spalle e poi ha appoggiato un coltello sulla colla. Lei ha urlato, è venuto su mio fratello e ha fatto la colluttazione, penso. Il ragioniere ancora ricoverato in ospedale per un intervento di sutura alle ferite del braccio. La figlia invece ha un taglio al labbro. Sul fatto indagano i carabinieri del nucleo investigativo. Dai primi riscontri sembra che dalla casa non manchi nulla. Carabinieri del nucleo investigativo che sono appunto al lavoro per fare chiarezza su questa vicenda di cronaca, ma anche sull'omicidio di Vigonza. Continua anche su quel fronte la caccia ai 2 assassini in fuga, molto probabilmente arrivati dalla città di Padova, sicuramente non di Vigonza, come ci ha detto ieri il sindaco Gianmaria Boscaro. Anche lì insomma i carabinieri sono al lavoro per cercare di dare un nome a questi 2 assassini di questo ennesimo episodio brutale di violenza nella cintura urbana padovana. Ma ci sono un'altra notizia di cronaca arrivata pochi minuti fa, perché ci sarebbero anche 4 persone arrestate. Vi racconteremo nelle edizioni serali dei nostri telegiornali di un'operazione dei carabinieri di Cittadella con arresti di alcuni malviventi ritenuti gli autori di 4 assalti a sale slot avvenuti nelle province di Padova e Verona. Gli arresti effettuati questa mattina alle prime luci dell'alba nella provincia di Treviso, ma su questo ovviamente maggiori dettagli ve li riusciremo a fornire nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Intanto da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentini. A proposito di atti brutali, ritorniamo con le immagini e con le interviste a Treviso. Santa Maria del Rovere e San Camillo sono sotto shock per la morte violenta di Nicoletta Lupo, l'infermiera trevigiana di adozione massacrata dal compagno in Spagna, dove si era trasferita all'inizio dell'estate. Era una donna innamorata, ci mancherà. Vi facciamo sentire le parole dei colleghi di Nicoletta Lupo. L'infermiera aveva lavorato per 20 anni all'ospedale di Treviso. Lei voleva cambiare la vita perché voleva stare con il suo nuovo compagno, il suo nuovo amore. Era felice di andare là in un posto bellissimo dove ha invitato tutti noi che un giorno possiamo venire a trovarla, e quindi era contenta di andare là, era felice. Era una donna innamorata. Era una donna innamorata, esatto. Di quell'amore è rimasta solo la violenza più cieca, quando nella notte tra giovedì e venerdì scorsi Nicoletta Buliga Lupo, 51 anni, di origini rumene, è stata massacrata a coltellate dal compagno 54enne connazionale Ioan Corbaceri, che poi si è impiccato. I 2 corpi sono stati trovati vicini dalla polizia spagnola nel loro appartamento di Castellón de la Plana, città vicina a Valencia. Nella penisola iberica Nicoletta si trovava dall'inizio dell'estate, qui con il 54enne aveva voltato pagina.
dopo 20 anni vissuti a Treviso. Fino a 3 mesi fa la donna viveva in questa palazzina in zona Santa Maria del Rovere con il figlio 26enne Emanuel, a poche centinaia di metri dal San Camillo, dove dal 2004 è stata infermiera strumentista in sala operatoria. Yolanda ha lavorato con lei per quasi 17 anni. Era una persona molto buona, molto tranquilla, molto serena e brava anche nel suo lavoro. È una ragazza solare, impegnata nel lavoro e molto disponibile con i colleghi e con la gente. Le foto condivise con amici e colleghi anche via social raccontano frammenti di vita apparentemente sereni. L'ultimo scatto l'8 settembre. Fino a martedì scorso, sì, mandava messaggi. E cosa vi diceva? Che è tranquilla, che è un po' stanca perché lavora tanto, però è tranquilla e che un giorno ci sentiamo. Eppure la stampa spagnola parla di un uomo violento che abusava di alcol e forse non nuovo maltrattamenti e violenze, un femminicidio che ha sconvolto anche la Spagna. A Castellón de la Plana il comune ha osservato un minuto di silenzio. Accanto al sindaco e alle associazioni contro la violenza di genere, il figlio di Nicoleta, Emanuel, ingegnere in una ditta paese, come si vede dalle immagini di Cadena Ser, una delle principali emittenti spagnole. Lo stesso silenzio che è calato sul San Camillo. Siamo tutti distrutti, c'è solo silenzio in tutto l'ospedale, c'è tristezza. Organizziamo una santa messa insieme con le sorelle, quindi e preghiamo per lei, perché ci manca tanto, ci manca veramente tanto e ci viene proprio da piangere. Scusate, ma non posso. Sembrava una fiaba, racconta la signora Lucia, una sorta di seconda mamma per Nicoleta. Lei, la donna, aveva presentato anche il suo assassino. Sentiamo altre voci. Sembrava una cosa meravigliosa. Quindi è chiaro che come siete... quando sembrano tutte le fiabe. Pareva... Lei e lui sono innamoratissimi. Mi aveva telefonato anche una settimana fa, che era felice e che mi avvisava che veniva giù per la fine mese. Una fiaba, così sembrava la storia di Nicoleta e così lei stessa la descriveva alla sua vicina di casa e amica, la signora Lucia, una sorta di seconda mamma. Già a me, ovvio, già mancata la mia, per cui sì, era come una figlia, quasi. Io ho solo 2 maschi, tra l'altro, quindi proprio come una figlia, quindi sono qua. Sono ghiacciata. Nicoleta aveva conosciuto Joan, il suo assassino, nel 2021. Ogni tanto l'uomo dalla Spagna veniva a trovarla a Treviso. Un anno fa, insomma, ha presentato a me e anche alle nostre amiche qua del condominio questo suo fidanzato. E quasi sempre veniva giù lui. Non saprei adesso ricordare se una volta o 2 volte al mese, e poi andava anche lei di là in aereo. Poi la decisione di trasferirsi definitivamente. Nicoleta impara lo spagnolo e prima di partire trova un lavoro a Castellón de la Plana in una casa di riposo. La scelta viene comunicata a Lucia. Per non mancarle di rispetto e per amore le ho detto lo stesso: sono felice, felicissima per te, quanto sono però io, di seconda battuta, disperata che vai via perché resto sola. Lucia rivolge anche un pensiero al figlio di Nicoleta, Emanuel, ancora in Spagna accanto al padre, ex marito della donna, ma è tutta Santa Maria del Rovere, dove Nicoleta era molto conosciuta, a interrogarsi. Don Adelino, il parroco, parla di un malessere psichico diffuso da affrontare, poi ci sono le parole della fede. Quando io sento di questi fatti guardo il crocifisso e dico: quella realtà della morte in croce continua anche oggi. E mi vengono in mente le parole di Gesù: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Avete sentito le voci della disperazione per un caso che davvero ha scioccato tutti. Oggi invece ci colleghiamo con la nostra Ilaria Marchiori da Mestre per la presentazione di una nuova terra del divertimento, Mestre Land. Infatti ti vediamo, Ilaria, che insomma il contesto è quanto mai quello di festa. Non mancano evidentemente anche in questo caso le polemiche. Ilaria, prego.
Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Ogni tanto è giusto anche alleggerire un po' le tematiche dei nostri collegamenti. E proprio qui a Mestre da questo pomeriggio a partire dalle 15:30 ci sarà una grande festa. Come vedete sono state già allestite tutte le giostre del Luna Park denominato Mestre Land, e che oltre ad avere tante attrazioni di divertimento, vedete qui abbiamo anche Frankenstein che ci sta accompagnando in questo collegamento. Oltre a tante attrazioni ci sarà anche ovviamente il food, e poi a partire dalle 20:30 molti concerti così tutte le sere, questo in occasione della festa di San Michele, il patrono di Mestre, che si celebra il 29 settembre, quindi saranno un 8-10 giorni di festa. Però questa giornata sarà importante anche perché ci sarà questo stress test per quanto riguarda la viabilità di Via Torino, perché ricordiamo che questo Luna Park si trova proprio nell'ex mercato ortofrutticolo di questa zona di Mestre. Via Torino è proprio alle mie spalle, in fondo. Per motivi logistici non vi possiamo far vedere la strada, altrimenti avremmo dovuto percorrere alcuni chilometri, quindi i tempi del nostro collegamento si sarebbero giocoforza allungati, e sappiamo che invece sono stretti. Ma ieri è stata aperta la seconda rotatoria, con poi anche lo spegnimento del semaforo di Via Rossetto, e dunque in occasione di questo Luna Park oggi pomeriggio a partire dalle 15:30 si sperimenterà anche questa nuova viabilità con queste nuove rotatorie che dovranno servire a far scorrere meglio il traffico. Questo lo sapremo tra stasera e domani mattina, però sarà una giornata importante anche proprio per la viabilità. Su questo abbiamo sentito l'assessore comunale alla viabilità Renato Boraso, che però ci ha parlato anche di questo Luna Park e di questo ritorno delle giostre a Mestre. Lo sentiamo in questa intervista. Era una tradizione della città di Mestre. In concomitanza con il santo patrono di San Michele, Mestre è sempre stata protagonista di un'area giostre. Ormai erano più di 10 anni che questa cosa si era smarrita, e qui il sindaco ha voluto, prendendo ovviamente quest'area che attualmente è in disuso, rilanciare le giostre, un elemento per i nostri giovani importante. Lo è sempre stato come tradizione storica del santo patrono della città di Mestre, lo è in tante altre città del Veneto. Abbiamo voluto riportare questo, il sindaco Luigi Bruno ha perfettamente ragione. Ovviamente sarà un punto di grande sicurezza, polizia locale, polizia sicurezza privata, in modo da garantire una presenza di divertimento seria, dove ci sarà da divertirsi, perché siamo un posto del divertimento, è bello, e noi ci auguriamo che sia ben frequentato e accolto con grande entusiasmo dai nostri giovani e anche dalle famiglie, perché questo è un posto in cui le famiglie potranno venire con tranquillità e serenità. Mi permetta anche la nota polemica, visto che già qualcuno se n'è uscito con qualche osservazione. Passiamo da Venezia, dalla famosa ormai Venisland, Luna Park, che è la città di Venezia, a un Luna Park proprio in terraferma. Non è così, nel senso che c'è una grande strumentalizzazione in corso. Neppure Venezia è Venisland. Venezia è una grande città visitata da milioni di turisti, che vanno governati, i flussi vanno governati, e su questo l'amministrazione Brugnano se ne sta occupando seriamente, al contrario di tante altre città turistiche italiane che non se ne stanno occupando minimamente. Spiace spesso vedere queste polemiche, in realtà da sempre San Michele, il patrono di Mestre, aveva un'area dedicata alle giostre. Il tentativo di riportare con serenità, professionalità, perché qui ci sono dei veri professionisti, anche questo momento di svago, di divertimento per le nostre famiglie, per i nostri ragazzi, legati a un momento che deve essere ricordato, che è il giorno di San Michele, che è il patrono della città di Mestre. Allora siamo a Mestre, ma ci spostiamo lungo la riviera del Brenta, territorio, ricorderete, colpito dal maltempo, e proprio a questo proposito il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione perché si diano delle risposte ai comuni della riviera del Brenta che ancora evidentemente non hanno ricevuto i ristori per i danni che il maltempo ha causato. Ne parliamo con Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Segretario, buongiorno, grazie per averci raggiunto. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Sì, come
ha ricordato questa mattina, ho presentato l'interrogazione al Presidente del Consiglio, al Ministro della Protezione Civile, per dire guardate che in Veneto, in particolar modo in Riviera del Brenta, ci sono stati dei danni molto importanti alle imprese, alle famiglie, ai cittadini a seguito degli recenti eventi atmosferici. Allo stato attuale sono stati stanziati 8 milioni di euro, la quantificazione è centinaia di milioni, e quindi ho chiesto che al più presto si intervenga, anche convocando un tavolo con i sindaci per affrontare questo nodo delle risorse anche in uno dei provvedimenti che stiamo per approvare in Parlamento nel corso di queste ore. Insomma, l'impressione è che questo governo, come è avvenuto in Emilia-Romagna, anche in Veneto, abbia fatto delle promesse, abbia preso degli impegni, non è riuscito a mantenerli, e lo stesso per quanto riguarda la Regione Veneto, e quindi è necessario più presto intervenire per risolvere un problema così grave che oggi è stato denunciato dagli amministratori della Riviera del Brenta, in modo particolare dal sindaco di Dolo. Tra l'altro lei richiede appunto un tavolo urgente per poter mettere sul piatto le varie soluzioni, e questa richiesta arriva proprio nel giorno in cui parte anche in Veneto la sperimentazione di IT Alert. Non so se ha ricevuto anche lei alle 12 il suo cellulare ha squillato, magari adesso lei in questo momento si trova a Roma, però per tutti i veneti è partita questa sperimentazione che va in qualche modo ad unire tutti i cittadini d'Italia, un avviso che deve arrivare in maniera tempestiva e contemporanea a tutti a fronte di calamità. Insomma, quindi abbiamo questo alert, poi però bisognerà anche capire come poterlo gestire, no? Secondo lei, di fronte alle emergenze, come piani di protezione civile, come siamo messi? Ma innanzitutto voglio ribadire un concetto che richiamavo prima. È necessario convocare i sindaci per concordare le risorse da mettere a disposizione, ma queste risorse sono state già quantificate, e quindi se il governo non vuole convocare i sindaci, vuole direttamente erogare le risorse, può farlo. Ci stiamo sforzando di fornire tutti gli strumenti perché questa emergenza possa essere affrontata, in questo caso le conseguenze delle emergenze. Poi sui sistemi di alert, figuriamoci se io non sono favorevole a un utilizzo della tecnologia in tutte le sue possibilità, però vorrei ricordare che la protezione civile non si fa solamente quando avviene una tragedia mettendosi la casacca della protezione civile e andando magari nei luoghi dove è avvenuta la tragedia. La protezione civile si fa prevenendo, si fa pianificando, amando il territorio, curandolo dai rischi di dissesto idrogeologico, da un eccessivo consumo, dall'inquinamento, da quello che possono essere anche i danni fatti dalle opere dell'uomo. Quindi quello che io penso è che anche nella nostra regione bisognerebbe iniziare sul serio una politica di programmazione che metta la sostenibilità ambientale al centro e che possa evitare quanto più possibile il ripetersi di tragedie come quelle che abbiamo sono avvenute, sia nel caso di eventi atmosferici straordinari oppure nel caso della siccità che abbiamo visto quanto ha pesato anche nell'economia e nella vita dei veneti. Senta, segretario, a proposito di sostenibilità, oggi è arrivata la notizia che l'asta per la famosa costruzione della pista da bob a Cortina, il progetto è Milano-Cortina 2026, dunque le Olimpiadi che dovrebbero portare molto indotto nel nostro territorio, è andato deserto. Tra l'altro le leggo una dichiarazione che arriva da Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, che dice: la costruzione di una inutile pista da bob a Cortina è ormai diventata una questione morale. In attesa di conoscere l'esito della trattativa privata per affidare i lavori dopo il fallimento dell'asta pubblica, ribadiamo il nostro appello alle autorità e alle imprese coinvolte: fermatevi. La pista da bob è diventata esempio dell'ingordigia politica di voler spendere soldi pubblici per opere usa e getta e non per i servizi ai cittadini.
Beh, non c'è dubbio che ormai cosa sarà delle Olimpiadi e cosa sarà della pista da bob è una questione che è avvolta in un certo mistero. Tempo fa ho presentato un'interrogazione al Ministro e al Governo, al Ministero dello Sport, in questo caso sul villaggio olimpico, per fare una scelta diversa da quella che poi è stata fatta, e si è proseguito invece nella scelta che ha voluto il Governo, molto criticata dai cittadini e dalle istituzioni locali. E ora questa pista da bob ha costi elevatissimi, una manutenzione molto elevata, e abbiamo scoperto che l'asta e poi la procedura negoziale non ha avuto buon esito. In questi giorni presenterò un'interrogazione ben precisa al Ministro su questo tema per capire cosa voglia fare il Governo, cosa voglia fare la Fondazione Milano Cortina e per trarre delle conseguenze rispetto ad un'opera che viene considerata da una larga parte dell'opinione pubblica e delle forze politiche come un'opera molto costosa e che poi, al di là delle Olimpiadi, rischia di avere dei costi elevati anche per il futuro e magari di non avere l'utilizzo. Il territorio è stato bypassato, segretario, nel nome di interessi più grandi, nel nome del grande progetto del Milano Cortina 2026? Beh, si è parlato di questo come un grande evento, oggettivamente può rappresentare molto per la nostra regione dal punto di vista dell'attrattività, dal punto di vista delle sue attività economiche, produttive oltre che sportive, ma noi abbiamo sempre detto che doveva essere all'insegna anche della sostenibilità ambientale, cioè si dovevano fare delle opere, ma queste opere dovevano servire per migliorare l'ambiente, si doveva intervenire sulle strade e sulle infrastrutture, ma queste dovevano essere fatte e devono essere fatte in un contesto che consenti il miglioramento della vita dei cittadini anche negli anni successivi. Ora, sulle opere, su quello che succederà, sui ritardi, sappiamo come siamo messi. Sulla pista da bob siamo di fronte a questo, so che a Cortina ci sarà una grande manifestazione, so che ci sono molte adesioni, so che c'è anche da parte delle istituzioni locali, dei partiti localmente, una grande, diciamo, cautela, se non addirittura richieste molto critiche, e quindi io penso che nei prossimi giorni interloquirò con il governo direttamente e vedremo come si potrà risolvere questa questione, che con questi costi, con questa manutenzione e con un giudizio non proprio favorevole da parte dell'opinione pubblica locale mi sembra molto problematica. Segretario, le devo chiedere pochi secondi, perché mi dicono dalla regia che si sta collegando da Bassano del Grappa la nostra Sharon Di Carlo. Rimaniamo in tema di contesto e di come dire, interventi sul territorio che poi vanno in qualche modo a suscitare anche una reazione da parte di chi sul territorio opera. Ci attenda pochi secondi, vado da Sharon e siamo da lei. Sharon, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno a tutti i telespettatori. Torniamo a parlare del Ponte della Vittoria, questa volta non del traffico, non torneremo a parlare delle multe a ciclisti e pedoni, ma di commercio, perché i commercianti della zona limitrofi al ponte sono veramente in difficoltà. Noi siamo qui con Romano Zanon, vicepresidente Confcommercio di Bassano, buongiorno. Buongiorno a voi. Qual è la situazione dei commercianti allora sul Ponte della Vittoria? È triste perché la situazione dei lavori non si sa esattamente quando avrà termine e la pedonalizzazione è praticamente proibita, quindi quell'anello naturale che si era creato tra Ponte Vecchio e Ponte Nuovo è stato reciso, e quindi il calo del fatturato che abbiamo noi come dati Confcommercio è pesante, si parla di un 25-30%. Soprattutto in un momento non semplice. È un momento già difficile per conto suo, nel quale appunto gli utili quasi non esistono, e capite che togliere il 20% dagli utili è una cosa, togliere un 30% da un utile che ti è appena sufficiente a pagare i costi è un'altra. Difficoltà palpabile. Nel prossimo Consiglio Comunale il 26 settembre verranno presentate 2 mozioni per aiutare appunto i commercianti. Sì, lo sappiamo. L'unica modalità con cui può intervenire, senz'altro la sensibilità di questa amministrazione ci sarà, perché ci verrà in aiuto, è quella di diminuire i costi fiscali.
Prima ho parlato, Anna, con alcuni commercianti della zona e mi dicevano che l'accordo potrebbe essere quello di appunto aiutarli attraverso la diminuzione di Tari e IMU. Tari e IMU sono pressione fiscale locale, quindi è l'unico tasto che si può toccare e noi crediamo che verrà fatto, per cui siamo propositivi e credo che verrà ascoltato il nostro appello. Grazie a Romano Zanon. Anna, da Bassano del Grappa è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie alla nostra Sharon Di Carlo, la voce del territorio, in questo caso la voce dei commercianti. Ha sentito segretario le tasse che Tari e IMU, tra l'altro, che stanno pesando su chi fa fatica. I commercianti fanno molta fatica, hanno a che fare con lavori quotidiani, poi anche i costi di energia che si sono alzati. Potrei chiederle un passaggio su questo, su quanto secondo lei si potrebbe fare di più per aiutare chi lavora sul territorio onestamente. Ma guardi, le faccio un esempio. In queste ore abbiamo presentato al decreto cosiddetto asset, che contiene un purpurri di interventi da parte del governo, un pacchetto di iniziative che riguarda l'aumento del costo della vita, e lo abbiamo presentato sia per favorire i bonus per i trasporti che quelli per la benzina e il carburante, anche se qui ritengo che bisognerebbe tagliare le accise come si era fatto in precedenza, come la Meloni aveva promesso e poi non ha fatto, e una serie di interventi a sostegno del lavoro e anche dell'impresa. Io sono assolutamente convinto che di questo bisogna nei prossimi tempi parlare, perché il nostro sistema produttivo ha retto nel corso di questi anni, in una situazione difficile, l'aumento dell'energia, la guerra, prima la pandemia, ma oggi ha bisogno di respirare. Oggi ha bisogno di vedere una pressione fiscale inferiore e ha bisogno che venga sostenuto nella sua attività, che poi è fondamentale per la ripresa economica del nostro paese, della nostra regione, delle nostre attività locali. Anzi, il Movimento 5 Stelle sul tema migranti pare non si trovi più d'accordo con il Partito Democratico. A livello politico, secondo lei, si è rotto qualcosa? Perché oggi abbiamo letto le dichiarazioni del leader Giuseppe Conte. Insomma, avete avuto diversi punti di incontro con il Movimento 5 Stelle in questo periodo a fronte delle azioni di governo. Questa volta sul tema migranti il Movimento 5 Stelle lancia la linea dura. Oggi si è parlato dei CPR con le varie distribuzioni nelle regioni. Il sindaco di Treviso Mario Conte ha detto, insomma, non a Treviso, abbiamo già la caserma Serena. Le chiedo un passaggio su questo. Ma riguardo a Conte e al Movimento 5 Stelle, sì, ho notato anch'io che come se ci fosse una riscoperta delle origini e che il Movimento 5 Stelle vuole distinguersi dal PD da questo punto di vista, magari richiamandosi a posizioni che ha avuto quando era al governo con la Lega. Le dico sinceramente che non sono d'accordo, mi pare un atteggiamento non giusto se si vuole fare opposizione a questo governo, se si possono avere delle proposte, e poi non lo condivido nel merito, perché non è vero che il PD è per l'accoglienza indiscriminata. Il PD ha indicato una via molto concreta per affrontare questo fenomeno, che non è più un'emergenza, è un fenomeno strutturale. Succede che in Europa non ci danno una mano quanto dovrebbero, nonostante le ultime affermazioni della von der Leyen, perché la Meloni è schierata con quei paesi che principalmente sono contro meccanismi di solidarietà nella gestione dei flussi migratori, come l'Ungheria e la Polonia. E sono stati fatti degli accordi internazionali che non danno gli esiti sufficienti. Adesso, per quanto ci riguarda, bisognerebbe garantire il contrasto ai flussi irregolari, ma non con blocchi navali e cose di questo genere, ma con una vera missione internazionale che possa affrontare gli aiuti
con un meccanismo di partecipazione europea, e bisogna aumentare i flussi regolari delle persone che possono venire in Italia per lavorare e naturalmente devono essere integrate, imparare una lingua e imparare una professione. I CPR rischiano di non essere una soluzione, rischiano di aumentare la difficoltà anche per i cittadini. È quello che io vedo, che questo governo su questa politica migratoria ha fatto tanti annunci, ma per il momento siamo di fronte a un fallimento. Non so cosa sarebbe successo, cosa avrebbe detto la Meloni o cosa avrebbe detto Salvini se con questi numeri degli sbarchi fossero stati all'opposizione e non al governo come sono adesso. Quindi lei non ritiene quella dei CPR, quindi l'utilizzo di ex caserme, insomma posti che di fatto sono di proprietà, se così si può dire, del Ministero della Difesa, una soluzione buona per la gestione attuale dell'emergenza? No, non lo ritengo, penso che non funzionerebbe il meccanismo dei rimpatri come non è mai funzionato nel corso di questi anni. Penso che dovremmo lavorare per un'accoglienza di carattere diffuso nel nostro territorio e non per avere grandi concentrazioni. Naturalmente per fare questo è necessario che i comuni vengano coinvolti e vengano date delle risorse certe e sicure per poter accogliere ed integrare le persone. Ma il modello dei mega hub, del CPR, è un modello che io credo abbia già dimostrato di non funzionare. Quindi ruoli per tutti ben precisi, ma insomma ognuno deve fare la sua parte. Segretario, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Grazie a voi, buon lavoro. Arrivederci, a presto, arrivederci. Allora noi ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, poi entreremo in azienda per parlare di parità di genere. È partito il meccanismo di certificazione che vi racconteremo come funziona, ma vi racconteremo anche che c'è bisogno di certificatori. A tra poco con Union Camere. Prima edizione, buongiorno, ben ritrovati. Abbiamo parlato di profughi con i CPR, le parole del presidente ANCI Veneto ed ora quelle del segretario regionale del Partito Democratico, l'emergenza che si sta affrontando, e c'è la possibilità che proprio in provincia di Treviso sarà situato il nuovo CPR, cioè i centri per il rimpatrio dei migranti. Ma ora, come promesso, entriamo in azienda, parliamo di parità di genere. Sapete che ormai da tempo all'interno della cultura d'impresa si è iniziato a parlare della necessità di garantire a determinate posizioni lavorative accesso parificato agli uomini e alle donne. Ne parliamo con Valentina Montesarchio, vice segretario generale di Union Camere Veneto. Valentina, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Allora Valentina, partiamo subito con la notizia, ovvero Union Camere Veneto sta cercando dei certificatori per la parità di genere. Intanto, come funziona la certificazione, quando un'azienda ottiene questa certificazione e come siamo messi in Veneto? Allora, la certificazione, l'accompagnamento alla certificazione è innanzitutto un intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è un intervento trasversale che fa parte della missione inclusione e coesione. Ma oltre ad essere una misura appunto del PNRR, è in realtà una misura che ci permette di conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 e quindi diciamo che risponde a un documento più alto ancora di quello che è il PNRR. L'obiettivo è quello di ridurre ovviamente il divario sui luoghi di lavoro, in particolare in impresa, tra uomini e donne, e quindi in qualche modo facilitare ovviamente l'ingresso, l'inclusione delle donne nel mercato di lavoro e quindi del lavoro e quindi la loro crescita professionale. Questo appunto come strumento trasversale per misurare la coesione sociale, economica, territoriale e quindi ovviamente potenziare la
crescita economica del nostro Paese. L'avviso a cui lei faceva riferimento è un avviso di Unioncamere italiana, che naturalmente poi tutte le Camere territoriali e le unioni regionali promuovono. E come funziona la certificazione? La certificazione funziona attraverso una componente di appunto accompagnamento che viene realizzato dal sistema camerale italiano, che ha questo accordo con il Dipartimento per le pari opportunità del Ministero, e con poi i soggetti certificatori e degli esperti, che sono quelli che adesso stiamo cercando, che hanno appunto il compito di accompagnare le imprese in questo che è un percorso. È un percorso che si ispira ai percorsi della gestione della qualità, ma che ha una sua norma specifica, una norma tecnica, un documento tecnico che è elaborato dall'UNI e che individua 6 aree di miglioramento, di crescita, che servono a guidare l'organizzazione che intenda certificarsi in una valutazione e appunto in un percorso di miglioramento. Quindi sono innanzitutto l'area della cultura e della strategia, l'area della governance, l'area dei percorsi di HR, ovvero di risorse umane, l'opportunità di crescita e di inclusione dei generi in azienda, l'equità remunerativa per genere e poi la tutela della genitorialità e quindi la conciliazione vita-lavoro. Praticamente ci sono degli indicatori che sono collegati a ciascuna di queste 6 aree e le imprese poi devono appunto avere l'attribuzione di un punteggio per ciascuno di questi aree e indicatori, con una differenziazione che viene fatta dall'UNI in questa norma tecnica a seconda del settore anche in cui l'impresa si colloca, perché è una misura, una certificazione che possono ottenere tutte le imprese. E poi quali sono i benefici a fronte di una certificazione avuta? Allora, a fronte della certificazione avuta i benefici sono interessanti, perché innanzitutto è confermato lo sconto per quanto riguarda la contribuzione previdenziale fino all'1% ed un massimo di 50.000 euro per anno. Preciso che questi sconti e questi vantaggi riguardano la prima certificazione, perché poi la certificazione va mantenuta nel tempo e quindi naturalmente ci dovrà essere anche in questo caso delle verifiche negli anni successivi. Ci sono poi dei vantaggi che riguardano la partecipazione dei progetti cofinanziati a livello europeo, quindi in termini di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, e dei punteggi premiali che sono previsti, delle premialità che sono previste dal codice appalti, anche quello nuovo, per le imprese che però dimostrino proprio di avere ottenuto la certificazione. Faccio questa sottolineatura perché prima era sufficiente per esibire una autocertificazione, invece adesso è necessario proprio esibire la certificazione ottenuta. Poi c'è la realtà dei soggetti certificatori, che sono quelli che appunto rilasciano la certificazione, sono quelli iscritti a un apposito albo tenuto da Accredia, che è l'ente che verifica, diciamo, la competenza e l'imparzialità di tutti i soggetti certificatori. Senta, dottoressa, come siamo messi in Veneto? Cioè, non le chiederò dei dati, ma insomma il racconto di una situazione, è una regione fanalino di coda, è una regione che si sta impegnando, c'è questa cultura della parità di genere acquisita, dobbiamo fare strada? Allora, la strada va fatta a livello nazionale. Noi siamo proprio reduci ieri da un incontro con tutte le Camere di Commercio italiane su questo tema e quello più in generale poi dell'imprenditoria femminile. Allora, il dato a livello nazionale, anche qui è un dato, consideri che è partita, diciamo, dalla fine dello scorso anno, è un dato che si distingue per imprese certificate e per siti aziendali certificati. La distinzione sta nel fatto che
ci sono le sedi principali di impresa, ma ci possono essere anche delle sedi locali che quindi non hanno una loro personalità giuridica e che sono certificate. Allora, a livello nazionale il dato delle sedi legali, quindi delle imprese, è di 525, quindi lei capisce che c'è ancora molta strada da fare. Se andiamo a vedere il dato poi delle invece unità locali delle sedi è più alto, sono circa 1800, e noi in Veneto abbiamo un 290 a maggio sedi che siano unità locali o che siano sedi legali certificate. Come siamo messi? Siamo in un momento, ci dicevano anche ieri a livello nazionale, in cui c'è forse un calo dell'attenzione su questo tema, e quindi il ruolo proprio del sistema camerale, che adesso sta partendo con queste azioni di sensibilizzazione, è fondamentale, perché le Camere di Commercio sono poi la pubblica amministrazione più vicina alle imprese, ma che più somiglia anche alle imprese, no? È interessante, secondo me, in Veneto noi abbiamo alcune buone pratiche che ci fanno vedere come siano dei settori più diversi le imprese certificate. Abbiamo un'esperienza proprio nel nostro sistema, che è una società che ha sede a Padova e che svolge servizi per le Camere di Commercio, e quindi proprio una società di outsourcing per il sistema camerale, ma abbiamo anche una realtà molto interessante, innovativa del Veneto orientale, che è specializzata nella meccanica, e nella meccanica di appunto alta innovazione, tecnologia, precisione, che è certificata e ha certificato tutti i suoi siti, perché sono almeno 5 nel Veneto orientale, con delle pratiche che vanno per esempio dall'equilibrio delle retribuzioni tra i generi all'introduzione in azienda del linguaggio anche per la parità di genere o della uguali opportunità di partecipazione a incontri, seminari, workshop, percorsi formativi, percorsi di accompagnamento, e molto poi tutela della genitorialità. L'ultima cosa che le vorrei chiedere, dottoressa, è questa: c'è un nuovo bando per, come dire, aiutare le donne che vogliono diventare imprenditrici, no? Sappiamo che anche in Veneto, insomma, le imprese che hanno a capo una donna sono comunque un numero inferiore rispetto a quelle in cui invece alla testa ci sono degli uomini, e ci sono dei fondi che arrivano dalla regione proprio per dare una mano all'imprenditoria femminile, così come all'imprenditoria dei più giovani. Bando pubblicato anche quest'anno, come lo seguirete? Noi lo seguiamo sempre in collaborazione con la Regione attraverso gli sportelli per la nuova impresa e per l'imprenditoria presso le Camere di Commercio. Le Camere di Commercio hanno questa lunga tradizione, perché dalla fine degli anni 90 hanno attivato i comitati per l'imprenditoria femminile, che sono comitati insediati presso le Camere di Commercio, fatti da donne imprenditrici che lavorano in stretta collaborazione con i tecnici camerali, le strutture camerali. Quindi il ruolo del sistema è quello di fare un'informazione, un primo orientamento, un'assistenza alla comprensione poi del bando. Molte Camere di Commercio, direi tutte in Veneto, lavorano in sinergia con le associazioni di categoria, quindi lavorando su un piano di integrazione, per cui il sistema camerale fa l'informazione, il primo orientamento, e poi le strutture delle categorie economiche fanno eventualmente proprio il supporto poi tecnico alla preparazione del bando. È interessante, volevo segnalare in conclusione, che oltre al bando che seleziona gli esperti, è di prossima apertura a livello nazionale il bando per sostenere le imprese che vogliono ottenere la certificazione della parità di genere, perché l'altra componente molto importante di questo percorso del PNRR è che ci saranno degli incentivi, dei contributi che servono a accompagnare le imprese a fare il percorso per la parità di genere e accompagnare almeno 450 piccole e medie imprese e micro ad ottenere la certificazione. Quindi una parte avrà il contributo per
la consulenza di questi esperti, una parte anche per i costi di certificazione. Quindi nelle prossime settimane uscirà anche questo bando. Grazie dottoressa, è stata chiarissima, così abbiamo dato anche un po' di informazione proprio tecnica ai telespettatori. Chi volesse, ovviamente le informazioni si trovano sul web, al sito di Unioncamere Veneto. Grazie a Valentina Montesarchio, vice segretario generale Unioncamere Veneto. Dottoressa, grazie e arrivederci. Abbiamo una notizia che ci porta a Padova. Ricorderete il sindaco di Padova Sergio Giordani, a favore dei figli delle coppie arcobaleno, ha deciso di resistere in tribunale contro la decisione della procura di cancellare dall'atto di nascita il nome della seconda mamma. Quindi il primo cittadino unico in Veneto ha deciso, insomma, di prendere posizione netta di fronte alla procura. Vedremo come andrà, ma intanto vi facciamo sentire le sue parole. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, resiste in giudizio contro lo stop della procura alla registrazione anagrafica dei figli delle coppie omogenitoriali composte da 2 mamme. Lo scorso giugno la procura padovana, su input della circolare della prefettura che agiva su ordine del governo Meloni, aveva invitato tutti i sindaci a rispettare la sentenza della Cassazione che bloccava i riconoscimenti anagrafici per i figli delle coppie arcobaleno e che quindi richiedeva la cancellazione dai certificati della madre biologica e la rettifica del cognome attribuiti ai bambini dalla seconda mamma. Il comune di Padova dal 2017, anno in cui si era insediata la giunta Giordani, aveva firmato e registrato 33 atti di nascita di bambini figli di 2 mamme. La procura aveva fatto così partire le raccomandate inviate alle famiglie arcobaleno per chiedere la rettifica degli atti firmati da Giordani. Il sindaco ha deciso di andare avanti come dovere nei confronti delle bambine e dei bambini. Una linea sempre ribadita dal primo cittadino padovano, convinto di aver agito rispettando i diritti sanciti dalla Costituzione. La tesi che il Comune, attraverso l'avvocatura civica, porterà avanti in tribunale per resistere in giudizio è quella legata all'articolo 29 della Costituzione sui diritti della famiglia. La volontà, ribadisce Giordani, non è uno scontro con la procura e la magistratura, ma la tutela dei diritti dei bambini. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, poi in un nuovo spazio, ancora mezz'ora insieme. Questa volta parleremo della nostra famiglia che ha presentato il bilancio di missione, un'istituzione sul territorio e che ha compiuto 50 anni nella città di Treviso. Tra poco. Eccoci, buongiorno, prima edizione, ben ritrovati. Come annunciato siamo in compagnia della nostra famiglia che ieri ha presentato il bilancio di missione. Avete sentito in questa lunga diretta, abbiamo toccato il tema della famiglia diverse volte, con un passaggio con il segretario regionale del Partito Democratico e poi in ultimo anche con le dichiarazioni del vice segretario di Unioncamere Veneto, con il passaggio dedicato alla parità di genere. E se parliamo di parità di genere non possiamo non parlare anche della nostra famiglia che, appunto, come vi dicevo ieri, ha presentato i suoi dati ma ha molto da raccontare. Ha una storia importante a Treviso, nella Marca trevigiana e non solo. Vi presento i prossimi ospiti. Andrea De Vido, che è direttore regionale della nostra famiglia. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. E Malida Franzoi. Buongiorno Malida. Possiamo dire responsabile della cura e della riabilitazione all'interno del centro di Treviso. Allora, partirei con lei Andrea. Ieri avete presentato il bilancio di missione, ricordiamo ai telespettatori che la nostra famiglia è presente con quasi 30 sedi sul territorio, 6 regioni d'Italia e ha delle radici molto profonde in Veneto. Sono tantissime le sedi. Voi seguite cura e riabilitazione per i più piccoli che sono nati con delle disabilità spesso molto gravi e per i quali molte volte non v'è neppure una diagnosi. Come avete lavorato sul territorio in quest'anno? Sì, tanto grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità che ci è data. Noi, come ricordava lei, abbiamo presentato ieri il bilancio di missione. È un bilancio di missione, vuole essere un raccontare l'attività che nostra famiglia ha fatto nel territorio e lo facciamo su tutti i territori in cui noi siamo presenti, come ricordava lei. Oggi la nostra famiglia è presente in 6 regioni d'Italia con una rete di servizi specificatamente dedicati alla riabilitazione dell'età evolutiva. Il bilancio di missione
è un documento non fine a se stesso, non contiene soltanto aspetti finanziari, come potrebbe far confondere il termine, ma vuole essere un restituire al territorio e rappresentare al territorio che cosa è stato svolto, sia certamente in termini numerici, ma anche in qualità di servizi, in prestazioni erogate. E la nostra famiglia ci aggiunge qualcosina in più, non lo chiamiamo bilancio sociale, lo chiamiamo bilancio di missione, perché a muovere l'attività di nostra famiglia c'è proprio questa missione, che è tutelare e promuovere la dignità delle persone con disabilità, specie in età evolutiva, attraverso un processo di presa in cura e di riabilitazione che sia sostenuto anche dalla ricerca scientifica. Andrea, voi siete stati in tutti questi anni punto di riferimento per tante famiglie che insomma si trovano di fronte a delle difficoltà, delle situazioni impossibili da gestire da soli, no? Voi vi fate carico non solo di questi bambini che hanno bisogno appunto di una diagnosi, di cura, di riabilitazione, ricordiamo poi anche la ricerca che state facendo ad esempio sull'epilessia, quindi sempre dedicata ai bambini, e poi ci sono queste famiglie che hanno bisogno di essere guidate. Come si riesce a fare tutto questo in un momento in cui insomma, le difficoltà sono tante, le risorse economiche non sono tante, gli operatori mancano? Come si riesce? Cioè deve essere un grande lavoro di congiunzione, di professionalità, di esperienze. Sì, diciamo che quello che ha sempre contraddistinto la nostra famiglia è una presa in carico globale del paziente, dell'utente, e differisce la presa in carico che noi abbiamo da quelli che sono singoli interventi di riabilitazione che possono essere fatti su un paziente. Ieri è emerso nel bilancio alla presentazione che il bambino non è un piccolo uomo, ma ha delle peculiarità proprie e che necessitano proprio di questa presa in carico sua e della famiglia. E la nostra famiglia vuole proprio nell'agire, nel prendere in carico il bambino, anche farsi carico della necessità, della sofferenza anche familiare che ci sta dietro a una diagnosi, prima di tutto, e anche nel percorso di presa in carico. Qui con noi c'è Malida che questi bambini li segue, ha seguito queste famiglie. Malida, tra l'altro dalla regia ci stanno facendo vedere delle immagini, sono un video realizzato proprio dalla nostra famiglia, ci sono i volti di questi bimbi, hanno diverse età perché abbiamo visto i piccoli ma abbiamo visto anche quelli un pochino più grandi. Ecco, vi facciamo vedere un piccolo... Malida, la scuola, l'educazione, la riabilitazione, quindi in realtà dentro la nostra famiglia c'è tutto questo. Sì, dentro la realtà nostra famiglia, nei nostri centri, in alcuni dei nostri centri in particolare c'è anche la realtà della scuola, ma in generale diciamo che la nostra presa in carico riabilitativa, che vuole diventare una presa di cura, come dicevamo, completa, no? Del bambino e della famiglia, si fa carico anche dei percorsi di inclusione scolastica. Quindi noi con il mondo scuola, certo, ci lavoriamo perché è il primo mondo, la prima realtà sociale che i nostri bambini incontrano e che devono affrontare oltre il tempo della famiglia. E quindi il percorso riabilitativo vuole mirare alle difficoltà specifiche dei bambini quando hanno delle difficoltà, delle disabilità in ordine cognitivo, neuromotorio, comunicativo, insomma a seconda delle patologie che li coinvolgono, e poi andiamo a sviluppare tutto quello che può essere un contesto educativo protetto, mirato ai bisogni del bambino e ai suoi bisogni anche evolutivi, no? Il bambino è in crescita, cambiano anche le sue necessità e dobbiamo accompagnare la sua disabilità ad essere il più possibile superata e con le difficoltà nel suo processo di crescita. Senta, sono aumentate nel tempo, la nostra famiglia nel Trevigiano ha 50 anni sono tanti, è aumentato nel tempo lo spettro insomma, delle disabilità, dei bimbi che arrivano da voi, cioè c'è un aumento di determinate patologie piuttosto che la diminuzione di altre?
Sicuramente la casistica in questi 50 anni è decisamente cambiata, siamo diventati come sanitari sicuramente più attenti e capaci di fare diagnosi nuove perché più sofisticate e più precoci, e c'è anche una maggior sensibilità della famiglia, insomma della società a prendersi carico di difficoltà in modo più specifico e mirato. E poi stanno cambiando alcuni quadri perché in questi anni, per fortuna, la scienza, la tecnologia ha potuto salvare anche bambini che un tempo non avevano neppure una possibilità di sopravvivenza, e quindi i bambini oggi affetti da patologie rare con gravi disabilità complesse associate sono una nuova realtà di cui prendersi cura. Sono bambini che hanno delle fragilità appunto ancora in divenire, che cominciamo a conoscere, la cui prognosi sta molto cambiando e che adesso ci mettono anche di fronte a nuovi bisogni, soprattutto di tipo assistenziale. Come funziona l'accesso di un bimbo e quindi della sua famiglia alla nostra famiglia, quando ancora magari una diagnosi non c'è? Di fronte ad una supposta difficoltà nello sviluppo, oppure ad una storia anche spesso di nascita compromessa da gravi complicanze, quindi su invio tipicamente dei pediatri, arrivano alla nostra prima valutazione, quindi inizia sempre con una visita medica e nella prima valutazione il medico definisce quali possono essere i bisogni prioritari da approfondire. Quindi lavoriamo poi in equipe, il centro di Treviso rappresenta un po' il tipico approccio della nostra famiglia nei CDR, nei centri di riabilitazione, ha un'equipe multiprofessionale. Quindi lavoriamo medici, psicologi, terapisti di tutte le aree, quindi fisioterapisti, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità, terapisti occupazionali ed educatori, assieme ad infermieri, assieme a personale socioassistenziale, e oltre poi all'assistente sociale che ci aiuta a riconoscere tutti i bisogni del bambino, oltre alle difficoltà specifiche di tipo sanitario di cui ci occupiamo poi come terapisti, come riabilitatori. Andrea, abbiamo sentito nominare Treviso, poi c'è Conegliano con il suo grande centro di ricerca, perché qui c'è in ballo la qualità della vita, no? Di questi bambini e di queste famiglie. Sono bambini appunto che hanno dei bisogni speciali e anche le famiglie di fatto, dovendo farsi carico di questi bisogni speciali, devono essere seguite. Come lavora l'Istituto di Ricerca quando nasce e quali sono anche i vostri obiettivi? Sì, diciamo che oggi noi abbiamo in Veneto una serie appunto di centri di riabilitazione come quello di Treviso, per il quale stiamo festeggiando i 50 anni di attività, ma accanto a questa rete di centri extra-ospedalieri abbiamo appunto anche una struttura che è riconosciuta come Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico. È una qualificazione che dà il Ministero a determinati ospedali come il nostro, che accanto alla cura svolgono anche attività di ricerca scientifica. Oggi il nostro istituto, l'Istituto Medea di Conegliano, recentemente abbiamo riottenuto il riconoscimento ministeriale di IRCS, si configura come l'unica struttura in Veneto per la neuroriabilitazione dell'età evolutiva, e siamo riconosciuti come centro di riferimento regionale per l'epilessia. Questo significa che abbiniamo appunto l'attività di ricerca. La nostra è una ricerca che vuole andare sempre più vicina anche al letto del paziente, non è una ricerca di base, ma che vuole anche trasferire i risultati della ricerca nella cura, nella riabilitazione dei nostri utenti. E qui naturalmente svolgiamo anche una forte attività di attrazione extraregionale. Pensiamo che il 30-35% dei ricoveri in regime ordinario che svolgiamo a Conegliano vengono da fuori regione. E quindi è un attestato, se vogliamo, della particolarità e attrattività della nostra struttura. Sul tema ospedaliero, IRCS, vogliamo collaborare con le altre istituzioni del territorio. La nostra famiglia non si pone mai in termini competitivi, anzi noi vogliamo essere parte della rete dei servizi, collaborare con le altre istituzioni, perché il fine è comune, è il bene che possiamo fare per i nostri utenti, per i bambini.
per gli adulti, perché non dimentichiamoci anche che una parte dell'attività, magari possiamo tornarci dopo, si svolge anche a favore dell'utenza adulta a Pieve di Soligo e in altre sedi che abbiamo. Però dicevo, abbiamo avviato negli anni forti collaborazioni con gli ospedali pubblici, penso all'ospedale di Lab provinciale di Treviso, l'azienda ospedaliera di Padova. Oggi noi stiamo ospitando dei ricercatori all'interno della nostra struttura che sono dell'Università di Padova, per finire poi anche all'ospedale di Vicenza, con il quale abbiamo una grossa collaborazione per il trattamento delle epilessie farmacoresistenti, quindi un trattamento chirurgico innovativo che consente di migliorare la vita del paziente e che ha l'obiettivo di togliere l'uso dei farmaci ai pazienti che prima dovevano assumere farmaci per curare l'epilessia. Quindi possiamo dire che la nostra famiglia non è solo cura ma è anche speranza, no? In questo senso. Senta Malida, ma com'è stato lavorare durante il Covid e com'è stato riprendersi dopo il Covid per voi che basate molto del vostro rapporto con le famiglie, con i ragazzi, anche proprio con la fisicità, con lo sguardo, con l'esserci, con la relazione, esatto. Come è stato? È stato un tempo in cui sono state stravolte, no? Le nostre modalità di lavoro, l'accesso diretto non era più possibile, tanto più che i nostri pazienti, appunto i nostri utenti, molto spesso erano anche in una situazione di fragilità, quindi ancora più a rischio di contrarre infezioni pericolose per loro. E quindi abbiamo cambiato la modalità, abbiamo dapprima avviato dei raccordi, proprio parlo dei primissimi giorni, no? Di lockdown telefonici con le famiglie, perché non potevamo lasciarle da sole in questa situazione, e poi via via anche noi ci siamo avviati anche a pratiche di telemedicina, quindi abbiamo avviato dei percorsi di consulti a distanza, così come anche dei tentativi di trattamento a distanza. Ovviamente sono degli approcci che per noi nell'ambito della disabilità in età evolutiva sono molto complessi, soprattutto in un tempo in cui non eravamo così pronti, no? Ad avviare, ma hanno dato sicuramente dei risultati. In alcuni casi abbiamo potuto raggiungere e colmare un po' questa distanza fisica, e poi nel tempo alcune prassi, devo dire, sono rimaste anche in uso, e oggi, tutt'oggi, stiamo mantenendo alcune modalità. Come è stato un po' per la scuola, no? Il fatto di riuscire ad imparare anche attraverso quello che ci succede, quindi le buone pratiche, quando sono davvero buone, si possono replicare. Chiedo alla regia di farvi vedere, c'è una piccola intervista, abbiamo preso un estratto di un altro video che ci ha fornito la nostra famiglia, perché c'è il racconto di questa bimba che suona la batteria. Abbiamo estrapolato una breve intervista di questa ragazzina, il video appunto della nostra famiglia, ve lo facciamo vedere. Ciao Elisa, come stai? Bene. Bene bene o bene bene bene? Bene, 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 bene. Ma è vero che con la tua carrozzina fai cose matte? Sì. Per esempio? Per esempio è diventato un cavallo. Per esempio una volta sono andata troppo veloce e sono caduta, un'altra volta stavo correndo e ho lasciato tutta la scia. Ascolta, ma si può fare qualsiasi gioco, no, con la carrozzina? So che sì, anche... a volte giochiamo tipo a palla, oppure altre volte o giochiamo ai cavalli oppure giochiamo un gioco che non mi viene il nome. La prima cosa che ti colpisce di Elisa è che è una portatrice di serenità. So che ti piace andare in piscina. Sì. Qual è lo stile che preferisci? Cioè fai tuffi a bomba? Tuffarmi, puoi andare sott'acqua. E poi so un'altra cosa, che ti piace molto il ritmo, vero? Sì. Infatti sto imparando a suonare la batteria. E i vicini di casa sono contenti? Più o meno. Un po' disturbi? No, perché suono degli orari abbastanza, dove tutti sono svegli. Hai mai suonato a mezzanotte? No. Vorresti a mezzanotte dormo. La batteria le dà gioia, si diverte, però credo che sia anche un po' il suo modo per farsi sentire, per far rumore. Fermatela! Anche per chi non è disabile, non sono le gambe che ti portano avanti, ma è la testa e il cuore. Perché se tu hai le gambe ma non hai
le cose che vuoi fare, rimani fermo. Quindi la fantasia è più veloce delle gambe. Sì. È bellissimo questo messaggio. Posso farlo mio, posso usarlo, posso ridirlo. Sì, ma se dici il nome mio. A 8 anni è una bambina, però dentro a un mondo pieno di emozioni, di pensieri, di consapevolezze. Il messaggio di Elisa Malida, il messaggio poi in qualche modo della nostra famiglia. Perché questo video? Perché questo rappresenta proprio quello che vogliamo sia la riabilitazione, no? Puntare alla qualità di vita di questi bambini, e il suo sorriso probabilmente ce lo conferma. E partiamo dal disturbo di questa bambina, dal suo funzionamento, dalle sue limitazioni, e troviamo insieme tutto quello che possiamo trovare per valorizzare le risorse di ogni individuo, di questa bimba in particolare. E quindi partiamo dagli interessi, partiamo dalle competenze residue, partiamo anche dalle aspettative, no? E da quello che anche la famiglia può mettere in gioco. Non per tutti si può realizzare come per Elisa, perché ognuno poi deve trovare il proprio progetto, no? La propria qualità di vita. E la riabilitazione è questo, è ausili, è trattamento, è sedute di fisioterapia, logopedia, quello che serve per la competenza, per la funzione, ma poi è molto anche il trovare insieme, no? Le risorse e i percorsi che possono poi portare a quella gioia che la bambina, insomma, ci ha raccontato. Andrea, sabato ci sarà una bella festa, no? Nella nostra famiglia a Treviso. Intanto ricordiamo un po' le coordinate, che cosa succederà sabato, dove sarete? Sì, sabato appunto ricordiamo i 50 anni di presenza della nostra famiglia in città Treviso, e abbiamo organizzato un evento in piazza. Inizieremo con la celebrazione presieduta dal Vescovo di Treviso in cattedrale, per poi spostarci in Piazza dei Signori con uno spettacolo che il gruppo degli Alcuni ha pensato proprio per noi. È un momento davvero di festa che vogliamo condividere soprattutto con le famiglie, con i nostri ragazzi, i loro familiari, ma anche con gli operatori. Mi sia consentito spendere 2 parole, perché quello che la nostra famiglia fa certamente dipende da una struttura organizzata, da una struttura che si muove perché c'è una missione dietro, perché ci sono delle risorse, e dipende molto l'attività della nostra famiglia sono anche gli operatori che quotidianamente si spendono a favore dei nostri bambini con la loro professionalità, e credo che a loro vada anche un pensiero di ringraziamento proprio nella giornata del 23 che a breve ci vedrà protagonisti. Operatori, sappiamo insomma dalle cronache che sono sempre più rari, no? Queste professionalità che a volte scappano all'estero o vanno nel privato. Avete trovato queste difficoltà anche voi? Che augurio fa alla nostra famiglia per i prossimi 50 anni, Andrea? Certamente anche noi viviamo quella che è la situazione generale di criticità relativamente al reperimento di figure professionali. C'è un tema secondo me di sistema, ecco, credo che il sistema faccia bene interrogarsi sulla incentivare anche i giovani a scegliere le professioni di cura. Probabilmente oggi stiamo vivendo una situazione che è frutto anche di alcune scelte che sono state fatte. Credo che il sistema in generale debba investire di più su questo tema. La nostra famiglia sta vivendo una situazione in generale, come quella di tutte le strutture, anche con una particolare attenzione al tema della sostenibilità. Ecco, noi siamo impegnati, questo è il maggiore impegno che tutti, la direzione generale, tutti noi che abbiamo un ruolo dobbiamo avere, quello della innovazione e della sostenibilità. Sono 2 temi importanti: innovazione per continuare a essere una nostra famiglia innovativa come è sempre stata negli anni, ma che abbia anche un occhio alla sostenibilità. Sono 2 cose che possono sembrare tra loro in contraddizione, perché per essere innovativi bisogna investire. Però la nostra bravura credo che sarà quella di conciliare questi 2 aspetti. Innovazione
introdurre nuove modalità di cura, nuove modalità di presa in carico. Se non sbaglio sono 125 progetti di ricerca. 125 progetti di ricerca che stiamo portando avanti dai svariati aree di ricerca. Io adesso non sono un clinico, ma sono aree che riguardano appunto, come dicevamo, l'epilessia, la riabilitazione neuromotoria, i temi dell'autismo, delle conseguenze, ecco, tema di particolare attualità che ha avuto il Covid sull'aggressività anche delle giovani generazioni. E quindi noi dobbiamo certamente tenere la barra dritta sulla innovazione, continuare a essere innovativi, tenendo conto che dobbiamo anche essere sostenibili. E sostenibili per un ente come il nostro, mi sia consentito anche precisare che qualche volta si sente parlare di privato, e il privato non è tutto uguale. Noi siamo un ente privato, ma siamo un ente del no profit, un ente che punta alla sostenibilità, che significa continuare nel tempo la propria attività a beneficio degli utenti e delle famiglie. E credo che questa sia la grossa sfida, in un momento nel quale certamente le tensioni sulle risorse non mancano, lo viviamo ciascuno di noi a casa, lo vive anche la nostra famiglia nella propria attività, ma non dobbiamo perdere questa speranza e questo obiettivo strategico che abbiamo ben chiaro. 9.000 bambini seguiti in Veneto dalla nostra famiglia. Io ringrazio Andrea De Vido, direttore regionale, e Malida Franzoi per la cura e la riabilitazione della sede di Treviso. Grazie per essere stati con noi. Ovviamente la grande festa allora è sabato, non possiamo fare altro che invitare tutta la cittadinanza a festeggiare la nostra famiglia e quello che fa per i più piccoli e per le loro famiglie. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi ricordo che come ogni giorno dopo di noi, dopo il meteo, Antena 3 vi proporrà una nuova pellicola, questa volta dal titolo Simbad il marinaio con Anthony Quinn. Previsioni del tempo, grazie alla nostra famiglia per essere stata con noi in questa puntata. E arrivederci telespettatori, l'informazione torna questa sera a partire dalle 18:30. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al meteo. Previsioni per giovedì 21 settembre. Sul Veneto, giornata caratterizzata dalla presenza anche consistente di nubi. Dal mattino attesa instabilità sulla pianura con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto i settori orientali. Possibili schiarite a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra i 18 e i 21 gradi, massime dai 20 ai 25 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia giornata instabile con probabilità di piogge e temporali sparsi durante tutto l'arco della giornata. Le precipitazioni potranno essere localmente abbondanti e intense. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime comprese tra i 21 e i 24 gradi. Sul Trentino Alto Adige atteso tempo variabile con spazi di sereno alternati ad annuvolamenti che potranno sfociare anche in qualche fenomeno temporalesco. Temperature minime sui 17-18 gradi, massime intorno ai 20-21 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.